Allora, Gianni ha detto calma, perché lo Stato che ha perso la testa. Voglio dire quel motto che dicono i nostri cugini scozzesi, keep calm, no? Stiamo calmi, che qualcuno che ha perso la testa. Allora, prima di far parlare le delegazioni, è chiaro che lo Stato al quale noi combattiamo non sono ad esempio quegli infermieri che impegnandosi nelle corsie di ospedale fanno in modo, abbandonati anche loro dallo Stato, fanno in modo di dare un servizio decente. Non sono neanche i carabinieri che oggi stanno garantendo il nostro diritto di manifestare. Loro e le loro famiglie, se vorranno, potranno restare all'interno del Veneto libero, e anche loro sono abbandonati dallo Stato quando prendono i delinquenti, quelli veri, e se li vedono il giorno dopo mollati. In un'Italia piena di stupratori, di delinquenti, di ladri che entrano nelle nostre case tutti i giorni e dopo un paio d'ore arrivano i carabinieri, ma non perché non stanno lavorando, ma perché erano da un'altra parte, abbandonati anche loro dallo Stato. Quindi ringraziamo le forze dell'ordine, questi giovani che sono qui. Ora, con Anna Durigon e con coloro che ci hanno raggiunto, daremo nota, daremo conto al popolo veneto di come i popoli della penisola italica stanno capendo che non bisogna andare uno contro l'altro, perché l'unico nemico è lo Stato, e quindi daremo insieme il via con il Veneto come faro al nuovo rinascimento italiano. Chiamo i cugini siciliani sul palco. Un grande applauso al popolo siciliano. Buonasera a tutti, scusate, sono un po' emozionato perché non pensavo di trovare tanta gente, complimenti. Sono qua per manifestare la nostra solidarietà, appartengo al Movimento Siciliani, Movimento per l'Indipendenza. Leggo il comunicato del nostro Presidente. Il Siciliani Movimento manifesta piena solidarietà al popolo veneto che persegue pacificamente, liberamente e democraticamente l'indipendenza per la scelta autonoma del proprio regime politico, così come sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966. Ed è entrato in vigore nel diritto internazionale il 23 marzo 1976, nonché ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978 e reso esecutivo con legge numero 881 nel 25 ottobre del 1977. Analogamente, noi indipendentisti siciliani, il Movimento per l'Indipendenza, ispirandoci alle grandi scuole democratiche di pensiero, rinneghiamo esplicitamente ogni forma di violenza nel dirimere divergenze politiche e sociali. Noi riteniamo che sia possibile raggiungere l'indipendenza rispettando leggi e non lasciandosi andare alla violenza. Da sempre e la storia lo insegna, la non violenza è sempre stata la soluzione. Qualsiasi regime sa bene che contro i violenti può opporre i manganelli, ma nulla può contro un popolo pacifico che lotta democraticamente per i propri sogni e per i propri ideali. In diverse aree del Paese si moltiplicano agitazioni popolari dovute al malessere sociale, tanto nel Veneto quanto in Sardegna, nelle regioni napoletane e in Sicilia, mentre i governi, unicamente preoccupati di mantenere i privilegi delle elite che li formano e li sostengono, tentano di spegnere le voci del dissenso.
Riteniamo che le idee non possono mettere paura ad uno Stato democratico, né le scelte che i cittadini hanno espresso con i sì nel referendum promosso dall'iniziativa di plebiscito.eu. Lo Stato italiano, nato con un'impronta centralistica come Regno d'Italia e sopravvissuto come Repubblica con la medesima impronta, ha fallito sin dal nascere il patto sociale tra Stato e cittadini ed ha ridotto ciò che per secoli fu faro di civiltà per il mondo intero ad un piccolo Stato, periferia d'Europa. Con gli eserciti si possono annettere i territori più o meno vasti per formare stati o sopprimerne altri, ma le idee e le nazioni non possono essere soppresse mai. La nazione veneta e quella siciliana sono vive. Mi permetto di aggiungere una frase del nostro Presidente, Sicilia libera, una frase del nostro Presidente: l'unità d'Italia ci ha divisi, la separazione ci unirà. Leggiamo il comunicato di Eva Kloss del Sud Tirolo. La consigliera del movimento sudtirolese Eva Kloss saluta Franco Rocchetta e gli altri detenuti ed augura grande successo all'iniziativa per il raggiungimento non violento dell'autodeterminazione. Viva i sudtirolesi, un altro grande popolo! Adesso abbiamo qui i trentini. Allora, vedete, io sono amico di Lucio Piavegato. Ero nella Life Veneto nel 1994 con Fabio Padovan, che l'ho appena salutato, e ero considerato l'antifisco in Trentino, perché voi credete che noi viviamo in una regione dove ha un fisco particolare? No, va nel fisco italiano. Noi che disegno. E il fisco italiano sta facendo fallire tutte le aziende in Trentino, e dal Trentino non esce notizia. Che strano, eh? Fabbriche da 70 dipendenti, da 250 dipendenti, da 450 dipendenti sono in chiusura, 3, 4 hanno già chiuso, artigiani che non ce la fanno più. Noi siamo qua antifisco, abbiamo una piccola differenza fra noi e le altre regioni d'Italia, che da noi le verifiche fiscali, un'azienda su 4 viene verificata ogni 2 anni. È la percentuale più alta in Italia, perciò pensate in che condizioni ci troviamo. È folle. E il sistema mafioso che abbiamo anche in Trentino, della politica di Stato, è che nessuno ha il coraggio di parlare. È drammatico, ci hanno tolto la parola. Siamo super controllati. Sicuramente nelle telefonate fra Lucio e me avranno registrato anche quelle. E non c'è nessuna telefonata di terrorismo, c'erano telefonate solo di idee. Mettono in galera perché il metodo terrorista dello Stato prima delle elezioni è cercare dei colpevoli. Ho visto oggi un video di una TV libera su internet che ha detto che può darsi che ci siano degli attentati. Se li fanno loro. Li fanno loro. A Trento sono morti 2 poliziotti nella stazione di Trento, quando in Tirol, era quella che difendeva l'autonomia della nostra regione, per incolpare i terroristi alla stazione di Trento hanno fatto un attentato e dopo 30-40 anni si è scoperto che erano i servizi segreti. Noi abbiamo avuto i morti per avere l'autonomia, perché abbiamo Kloss, abbiamo Amplas, abbiamo Kerschbaumer, ne abbiamo tanti, ammassati in carcere a pedate nello stomaco, a Trento, in via Pilati. Assassini! E abbiamo avuto qualcosa di più. Noi siamo miti, persone tranquille che rispettano la democrazia e che in democrazia vogliamo andare avanti. Ma questo è uno stato di polizia. E qui ho chiuso e sono felice di essere qua anche con Bonato questa sera. E conoscevo perfettamente anche Franco Rocchetta. E Rocchetta non penso che sia proprio una persona violenta, tutt'altro.
stanno inventando qualcosa e se non trovano qualcosa sono dei martiri, perché l'unica possibilità è di non mollarli più, perché sanno che appena anche Lucio Rocchetta escono dal carcere saranno i nostri patrioti e la nostra forza aumenterà ancora. Dovete dirlo in giro alla gente, l'informazione non c'è nella TV di Stato, non c'è. Grazie ai rappresentanti del popolo trentino, calmi ma non pavidi. Adesso Anna Durigon ci leggerà il comunicato di Piemonte Stato. In merito all'arresto dei patrioti veneti, Piemonte Stato esprime la sua solidarietà nei loro confronti. Questo perché la reazione dello Stato italiano appare decisamente spropositata e più che a colpire il reato in sé, che evidentemente, date le intercettazioni filmati, poteva essere bloccato sul nascere, vuole essere un atto intimidatorio nei confronti di coloro che vogliono lavorare per l'indipendenza della propria terra. Crediamo altresì che invece tutto ciò che non faccia che creare ancora più determinazione, e siamo certi che il popolo veneto non abbandonerà i suoi patrioti e continuerà sempre più numeroso nella sua lotta per la libertà. Viva San Marco! Viva San Marco! Portera! Forward! San Marco! Leggo in lingua toscana il comunicato di Toscana Stato. Toscana Stato, il primo movimento indipendentista della Toscana, che proprio domani sarà fondato a Firenze, è vicino col cuore e con la mente al popolo veneto e a tutti quei veneti che stanno patendo il martirio della persecuzione da parte dello Stato italiano. Come non pensare proprio in questi giorni al sacrificio supremo di Bobby Sands, che si lasciò morire di fame e di sete in un carcere inglese per la causa nordirlandese, venendo a sapere che Lucio Chiavegato e altri stanno facendo lo stesso in una prigione italiana, proprio per gli stessi motivi. Noi toscani siamo vicini al popolo veneto in questa battaglia di libertà. Siamo due grandi nazioni d'Europa, oppresse e compresse in questo inferno chiamato Italia. L'infame e balordo Stato italiano è il nostro comune nemico che ormai morente cerca di spaventarci ed isolarci, volendoci ridurre a solitari cani rabbiosi. Cerca di impressionarci venendo a prendere 24 persone alle 5 di mattina nelle loro case con un dispiegamento di forza che non si vedeva dai tempi di René Vallanzasca, terrorizzando bambini, mogli e genitori anziani senza alcun rispetto, calpestando affetti ed interessi per il nulla e solo per le nostre idee, per una ruspa buona al massimo per il carnevale di Viareggio. Pensano di ripetere loro signori il canovaccio del 97, quando lasciarono loro il messaggio mafioso di rompete le righe tutti i secessionisti, sapendo bene che tutti avevano qualcosa da perdere. Ma stavolta no, ora la misura è colma e non abbiamo più niente da perdere. Mi chiedo, fratelli veneti, se l'abbia scritto un veneto o un toscano questo comunicato. E a tutto questo dobbiamo reagire compattamente ed unitariamente, facendo capire molto chiaramente che stavolta non ci facciamo spaventare per niente e ci vengano a prendere tutti se hanno cellulari sufficienti alla bisogna. Anzi, sappiano le autorità che siamo disposti ad abbattere senza pietà con metodi democratici il più grande parassita della storia dell'umanità, lo Stato italiano, per appropriarci dei nostri destini e del nostro futuro.
Il Veneto ha una grande responsabilità di fare da apripista in questa fase storica, ma non siete soli. Noi toscani siamo disposti a seguirvi e a stare al vostro fianco. E se dovremo cadere in battaglia, cadremo tutti insieme. E se vinceremo per riscattare le nostre patrie redente, tutti insieme. Siamo al fianco delle persone arrestate, di cui chiediamo con fermezza e determinazione la liberazione immediata. Lo chiede il buon senso, lo chiedono a gran voce la giustizia e libertà. Emiliano Paggiani, Toscana, Stato, Firenze. Stupendo. Innanzitutto, buonasera Veneto! Allora, leggo il comunicato. Il Movimento Trieste Libera, in rappresentanza dei cittadini del territorio libero di Trieste, costituito nel 1947 dalle Nazioni Unite, delle quali il Paese membro, porta solidarietà a tutte le popolazioni vessate dal peso dei comportamenti antidemocratici dello Stato nazionale italiano, che stanno riemergendo anche con episodi assurdi, come l'arresto provocatorio di un gruppo di attivisti veneti, in realtà innocui, spacciandoli per pericolosi terroristi, con una farsa che ha suscitato stupore e ilarità in tutto il mondo. Nel 1947 le Nazioni Unite ci hanno riconosciuto col Trattato di Pace di Parigi lo status di Stato indipendente, il territorio libero di Trieste, con il nostro porto franco internazionale, dichiarando cessata la sovranità italiana all'articolo 21 del trattato, sottoscritto dalla comunità internazionale. Quel trattato e le leggi esecutive sono ancora in vigore, secondo la stessa comunità internazionale e nello stesso ordinamento italiano, che lo Stato nazionale italiano viola fingendo di aver acquistato la sovranità sul territorio libero, approfittando del fatto che il governo italiano ne ha ottenuto nel 1954 un mandato fiduciario internazionale di sola amministrazione civile provvisoria, e questo è bene sottolineato. Con questo inganno nazionalista che viola il diritto internazionale e ci è stato imposto con nuove violenze materiali, economiche e culturali, ci hanno nuovamente soffocato il porto franco internazionale, saccheggiato l'economia ed imposto tasse enormi che secondo il trattato di pace non siamo tenuti a pagare, riducendo in miseria crescente uno dei principali porti d'Europa e del Mediterraneo, ed è una città multiculturale unica, con oltre mezzo millennio di storia mitteleuropea. Noi triestini abbiamo detto basta e chiediamo il riconoscimento internazionale di tutti i nostri diritti di Stato, di lavoro e di cultura. Riteniamo perciò giusto che anche i popoli della penisola italiana chiedendo che abbiano riconosciuti tutti i diritti, incluso quello di lottare democraticamente per ottenerli e di non subire più repressioni né provocazioni. Questo è il comunicato di Trieste Libera, e io aggiungo una frase che mi ha colpito molto. Nel 1815, nel periodo della restaurazione europea, il principe di Metternich disse: l'Italia è una splendida espressione geografica, mai aforisma più idoneo considerato il periodo storico che stiamo vivendo. Questo è bene ricordarlo. Adesso saluto tutto il Veneto, vi ringrazio. Oggi il popolo di Trieste è vicino al popolo veneto. Viva il Veneto, viva la libertà! Il fronte friulano. Nell'impossibilità ad intervenire di persona, non voglio comunque mancare a un dovere irrinunciabile per ogni patriota che si batte per la libertà del proprio popolo e della propria terra, che in questo preciso momento è quello di partecipare la propria solidarietà agli indipendentisti, oggi ingiustamente detenuti in spregio ad ogni ragione dallo Stato italiano. Questo stesso Stato che ci priva di reddito, lavoro, lingua e storia, ora ci vuole togliere anche la libertà di pensare, scrivere e agire. In pratica vuole sottrarci anche la nostra dignità.
se con le sue azioni repressive l'Italia, scritto in minuscolo, l'hanno fatto apposta, in minuscolo Italia sempre, crede di spaventarci, ebbene si sbaglia, ci avrà ancora più determinati. Solidarietà ai patrioti veneti ingiustamente detenuti. Lucio, Franco, Flavio, Luigi, Tiziano, Giancarlo, Corrado, Roberto, Angelo, Patrizia, Felice, Stefano, Renato, Maria Luisa, Erika, Maria, Roberto, Elisabetta, Andrea, Luca, Corrado, Riccardo, Michele, Vasco, Marco, Pietro, liberi! Veneto libero, Veneto indipendente, Friuli indipendente. Federico Simeoni. Grazie. L'intera penisola italica è venuta qui oggi a Vicenza. Adesso... Buonasera a tutti, è una grandissima emozione essere qui, è la prima volta, è la prima... Sì, la mimetica è casuale, ve lo dico. No, Alex Torti è un grande, Alex Torti è una figura straordinaria e fondamentale nella lotta per l'indipendenza dei nostri popoli. Grazie Alex per tutto quello che fai per l'informazione corretta sul mondo dell'indipendentismo moderno. Grazie. Grazie a te Gianni, grazie a voi. Adesso o svengo per l'emozione o prendo la carica e faccio come Padovan che ha fatto un discorso straordinario. No, non voglio annoiarvi, voglio solo dirvi alcune cose. La prima è questa, che io sono qui come lombardo questa sera, ma sono qui anche come rappresentante per certi aspetti di perseguitati politici lombardi. Non hanno preso soltanto dei veneti, hanno preso anche dei lombardi e ce ne sono 5 di Brescia per la precisione, che sono in carcere in questo momento. Sono di Brescia, quindi sono di quella sorta di anello di congiunzione fra le due nostre regioni. La Lombardia e il Veneto, come sapete nella storia se ne sono date tantissime, ma sono unite in questo momento nel rivendicare il proprio diritto di decidere, il proprio diritto di secedere da questo Stato tirannico che ci sta massacrando letteralmente. Fabio Padovan ha detto delle cose giustissime, ha detto che noi sappiamo perché siamo su questo palco, perché siamo in questa città, perché siamo nelle strade, nelle piazze delle nostre città a predicare questo verbo di libertà, perché noi sappiamo che ci stanno impedendo di fare quella cosa che riteniamo fondamentale e che è poter lavorare, poter produrre e poter creare benessere. È per questo motivo che siamo qui questa sera. Siamo qui per ricordare quindi allo Stato che ci siamo alzati in piedi e che non è nostra intenzione continuare ad essere sudditi di questo Stato, ma vogliamo liberarci. Questa è una cosa importantissima. Vi assicuro che anche in Lombardia tante persone condividono questo sentimento, ma non siamo al vostro livello, ci stiamo lavorando. Voi però siete il traino, siete fondamentali. Il Veneto è la regione che sta facendo la storia, la sta facendo nell'ambito dello Stato italiano e la sta facendo in Europa e nel mondo. Veneto libero! 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 Fatemi dire un'ultima cosa, non voglio togliere altro tempo. 100 anni fa, nel 1914, iniziava la prima guerra mondiale e i tromboni che stanno a Roma, in quella città che ci tiene schiavi, ricorderanno quella data come se fosse una data da glorificare. Invece quella data è una data tristissima, perché milioni di giovani sono andati a morire per la follia di governanti che pensavano di disegnare i confini sulla punta delle baionette. Sono passati 100 anni e adesso inizia veramente il nuovo secolo, e questo non sarà più il secolo delle idee assassine, il secolo di sangue, il secolo degli stati nazionali che distruggono la libertà dei popoli e delle comunità, che schiacciano il diritto di decidere delle persone. Questo sarà il nuovo secolo, il secolo dell'autodeterminazione, del diritto di scegliere, della libertà per tutti i popoli d'Europa. Avanti così! Grazie! Veneto libero!
insomma, Busato, una grande responsabilità. Siamo riusciti a svegliare l'intera Italia e perfino la Regione Veneto. Hanno votato 2 referendum in Regione. Si erano addormentati, adesso 2. L'unica cosa che mi sento di dire a Luca Zaia è questa: no, aspetta. Luca Zaia può scegliere di continuare a fare il bravo amministratore di ospedali in Veneto, o può scegliere plebiscito, riconoscere i 10 e fare e pensare da statista. Adesso passiamo al momento politico. Prego Giane, a te. Allora, gli statisti su sto palco in sto momento.